cioè dobbiamo rimanere concentrati, fare quello che stiamo facendo, preparando bene tutte le partite, cioè per poi arrivare in campo e fare il nostro meglio, cioè dimostrare che possiamo uscire da questa situazione e dobbiamo farcela. Matematicamente ci manca una vittoria, cioè dobbiamo pensare in fare queste 4 partite che mancano al meglio possibile, cioè per arrivare più su possibile. Sappiamo che quando giocano in casa, cioè, si fa la differenza, soprattutto loro, cioè, che in casa non è sempre faticoso giocare lì. Tutte le squadre che vanno lì hanno avuto tante difficoltà, cioè, noi andremo lì per fare la nostra partita, quello che stiamo facendo, cioè, speriamo di fare un risultato positivo, ma sappiamo che hanno qualità, dobbiamo stare molto attenti perché è una squadra forte quando gioca in casa. Noi non pensiamo molto a quell'altra perché cioè, dobbiamo fare il nostro, dipendiamo solo da noi, cioè, non importa molto quello che fanno gli altri, cioè, perché sappiamo che il campionato per ora dipende solo da noi, la salvezza dipende da noi e dobbiamo stare tranquilli su questo, cioè arrivare in campo e dare il nostro meglio. Sono un ragazzo che sono uscito dalla primavera, cioè è il mio primo anno in una prima squadra, cioè sapevo che dovevo imparare tante cose, devo ancora imparare tante cose, cioè io sto cercando sempre questo di crescere. Sono felice di stare qua perché è una società che ti dà tante possibilità e spero di crescere molto ancora. La mia qualità migliore penso che sia l'attacco, cioè, ma so che è molto importante la parte difensiva e questo parlo molto con il mister. Lui mi dà tanti consigli di come funziona il calcio in Italia, come è importante la parte difensiva e ho sempre cercato di allenarmi al meglio possibile per essere un giocatore sempre più completo. All'inizio non me l'aspettavo tanto perché avevo queste difficoltà, cioè, ma sapevo che mi allenando pian piano, cioè, potevo arrivare a un livello buono, cioè, non me l'aspettavo che facessero tante partite così, cioè, ma sapevo delle mie qualità, cioè, ho sempre cercato di fare il mio massimo, cioè, sono felice della fiducia che mi ha dato il mister, della fiducia che me l'ha dato la società e tutti quanti e i miei compagni, cioè, che parlano sempre con me e spero che la fiducia che me l'hanno dato io stia ripagando. Io non penso molto al mio futuro perché penso che il mio futuro dipenderà da quello che sto facendo adesso, da quello che faccio oggi. Il mio futuro dipenderà da questo, cioè cerco di sempre stare concentrato, lavorare e io voglio sempre crescere. So che ho tante cose da migliorare ancora, cioè, e spero che possa finire il campionato nei migliori dei modi e così poi pensare al prossimo anno. Cioè, ma sono felice a Sassuolo e ringrazio molto la società perché da quando sono arrivato in Italia me l'ha dato tante possibilità di crescere. Io a 12 anni sono uscito da casa, ho lasciato i miei padri a casa, sono andato a vivere al sud. Cioè, ho avuto un po' una infanzia un po' difficile, diciamo così, perché sono uscito da casa un po' presto, cioè, ma ero deciso su quello che volevo fare e poi penso che ho raggiunto tutto quello che volevo
da piccolo, cioè, e adesso devo crescere molto ancora. Sono stato molto felice quando è arrivato alla richiesta della Juve, cioè, perché per me era un sogno giocare in Europa e credo che questo sogno è stato realizzato e devo cercare adesso di raggiungere la nazionale maggiore, che è un altro sogno. Giocavo all'International, cioè, all'inizio avevo difficoltà perché ero molto franzino e al primo test non sono stato approvato, cioè, e non avevo soldi per rimanere lì perché la mia famiglia aveva difficoltà, cioè, e poi, sì, sì, e poi ho trovato una persona per aiutarmi. Ringrazio molto questa persona e, e da lì sono rimasto lì questi 3 anni molto felice perché in Brasile è una società molto grande e me l'ha dato tutte le possibilità di crescere e raggiungere la nazionale giovanili. Ho fatto la Under 15, 17 e 20 e ringrazio molto a loro per quello che me l'hanno dato.